Buonasera a tutti e benvenuti a Mani e Fuori, la trasmissione di TV7 News interamente dedicata alla pallavolo, una puntata speciale questa sera, l'ultima della quarta serie, perché faremo il punto del campionato della Tonazzo che si è concluso domenica con la trasferta a Monza, ma parleremo anche dei tanti appuntamenti che ci aspettano per questa lunga estate di pallavolo e lo faremo come sempre con grandi ospiti. Sigla! È finita con una sconfitta la prima avventura in Superlega della Tonazzo, è finita con gli occhi lucidi di Valerio Baldovin che certo si aspettava un epilogo migliore, un po' perché dall'altra parte della rete c'era una squadra assolutamente alla portata dei bianconeri, un po' perché a Monza lo scorso anno Padova aveva colto i suoi trionfi più belli e invece i bianconeri hanno sofferto più del dovuto la battuta flottante del vero volley, nonostante il vantaggio iniziale di 14-7 nel primo parziale avesse fatto pensare ad una gara completamente diversa. Ma tant'è, la sconfitta di Monza non può cancellare quanto di buono costruito quest'anno alla Tonazzo. Alzi la mano chi la scorsa estate avrebbe pensato che questo gruppo di giovanissimi e di esordienti avesse potuto mettersi alle spalle due squadre in classifica. Alla fine la squadra di Baldovin ha collezionato 5 vittorie, lasciando per strada almeno altri 6 o 7 punti che avrebbero ulteriormente corroborato la classifica. E allora c'è da fare i complimenti a tutto il gruppo, in particolar modo allo staff tecnico che ha lavorato con straordinaria intensità e senza mai perdersi d'animo, una base importante su cui costruire la squadra del prossimo anno, una base importante che conferma la tradizione della pallavolo a Padova e la qualità del movimento pallavolistico nella nostra città. I bianconeri hanno chiuso all'11° posto in classifica, ma sono la 6ª squadra d'Italia per presenze al Palasport, un altro piccolo record. Il campionato però continua, da sabato partono i play-off e sarà una grande lotta per uno scudetto che appare tra i più incerti degli ultimi anni. Modena, Macerata e Trento sembrano avere più o meno le stesse probabilità di cucirsi sul petto il tricolore. Di sicuro ci saranno ancora tanto spettacolo ed emozioni. Padova starà alla finestra a godersi lo spettacolo, iniziando a pensare già alla prossima stagione. Grazie Padova! Buonasera a tutti e benvenuti a Mani e Fuori, ultima puntata. L'abbiamo scritto nella scheda, si è concluso domenica il campionato della Tonazzo a Monza, purtroppo con una sconfitta, ma una sconfitta che come abbiamo detto non può cancellare quanto di buono hanno fatto i bianconeri quest'anno. Un grande studio questa sera, tante squadre, tante ragazze, tanti ospiti, vado subito a presentarli. Come sempre il primo applauso va per la squadra ospite che è, anzi sono più squadre, è un consorzio, non so come chiamarla, c'è un Purpurì delle ali di Padova. Progetto. Applauso ragazze. Il progetto, la voce fuori campo che avete sentito è di Giorgio Ruffo, che è il presidente del progetto Consorzio Le Ali. Microfono vicino. Dimmi il nome giusto così non mi sbaglio. Le Ali di Padova. Progetto Le Ali di Padova. Progetto Le Ali di Padova. Sì. Ma non arrabbiarti comunque. No, tranquillo. No. Bene, abbiamo due squadre, poi le presentiamo perché state facendo incetta di titoli provinciali e quindi poi facciamo un po' il punto della situazione. Okay. Bene. Con noi questa sera, come vi dicevo, per fare il bilancio di questa stagione, ma anche per iniziare a guardare un po' a quello che sarà quest'estate, il prossimo campionato, il presidente della Tonazzo Padova, Fabio Cremonese. Ciao Fabio! Buonasera a tutti. Grazie di essere venuto, accanto a lui il suo, posso dire, braccio destro, sinistro? Anche quello sinistro. Anche tutti e due, le due braccia di Fabio Cremonese, Stefano Santuzza. Ciao Stefano, buonasera. General Manager della Tonazzo Padova, una delle anime di questa società. Se questa trasmissione è arrivata alla 27ª puntata, è grazie sicuramente a TV7, grazie alla Pallavolo Padova, ma grazie anche alla FIPAV che ha collaborato fattivamente ogni puntata per la sua realizzazione. Questa sera abbiamo il presidente Fabio Nardo. Ciao Fabio. Buonasera a tutti. E siccome vogliamo sapere cosa succede da domani in poi, ho chiamato anche due amici giornalisti che non sono fratelli, questa volta per la prima volta li vedete assieme, li avete sempre visti prima l'uno e poi l'altro. Questa sera abbiamo Diego Zillo del Mattino di Padova, ciao Diego, e Massimo Zillo del Gazzettino. E quindi siamo a posto, Informazione completa. Esatto. Stefano, la prima domanda però che ti devo fare è sulle condizioni di Gonzalo Quiroga, perché per chi ancora non lo sapesse, ahimè, lo schiacciatore della Tonazzo è stato vittima lunedì mattina di un incidente stradale
che in un primo momento sembrava piuttosto grave, un tamponamento sull'autostrada A4 nei pressi di Verona, è uscito di strada con la sua macchina, insomma in primo momento si è veramente temuto per il peggio, poi la situazione è lentamente migliorata, ma vogliamo avere, Stefano, le ultime notizie dall'ospedale, come si dice in questi Gonzalo casi. sta molto bene, è stato trasferito dalla rianimazione a un altro reparto di terapia, è comunque superato la fase critica, è lucido, è presente. Contiamo di riaverlo a casa nel giro di un paio di giorni. È un bello spavento comunque. È andato benissimo. È andato benissimo da come era andato. La macchina, hai visto foto, qualcosa? La Meglio macchina, non dire? non mi sono interessato dell'auto fino adesso perché ero molto più preoccupato per il ragazzo, Certo, però certo. la macchina si può aggiustare. Sembra che lui abbia cercato di evitare una macchina. Sì, è stata una serie di tamponamenti, lui è riuscito a evitare o a sfiorare appena quella davanti, però poi quello che è arrivato da dietro l'ha colpito e per fortuna, penso io, è andato a finire nel fosso, togliendosi dalla mischia, come si dice. E quindi è andata insomma, molto bene. Praticamente illeso, questo è praticamente. Tutti gli esami esito negativo. Ho fatto 3 TAC. Quindi era la cosa più importante in cui dovevamo iniziare questa serata. Fabio, allora, domenica è andata come è andata, forse la squadra poteva regalare a tutti, tifosi compresi, un epilogo migliore, però come dicevamo non possiamo cancellare quello che è stato fatto di Sì, io buono credo questa la stagione sia stata positiva per una serie di fattori. Uno, che devo dire che in primis sono stato stupito anche del pubblico che abbiamo avuto, perché fino all'ultima partita, anche con squadre che non hanno portato fenomeni, anche con le squadre un po' più, diciamo, a livello con meno campioni all'interno del campo, è venuta tanta gente di Padova. Anche domenica a Monza c'erano un centinaio di tifosi, era una cosa l'altra, sì, che per essere una trasferta l'ultima giornata, il giorno di Pasqua, voglio dire. Esatto, molto bello questo, che infatti sono venuti a vedere la partita e poi alla fine, nonostante c'è stata la partita così, per noi chiaramente abbiamo perso, quindi hai sempre un po' l'amaro in bocca, però i ragazzi hanno applaudito fino all'ultimo punto la nostra squadra e poi insomma c'è stato un po' di festa tra i giocatori e questo. E poi noi abbiamo puntato a un programma a lungo termine dove crediamo che quello che stiamo facendo sia quello giusto, cioè quello di puntare sui giovani e puntare non tanto di avere fenomeni in campo e poi alla fine avere i buchi miliardari nei nostri bilanci, ma quello di fare i passi pian pianino come è giusto farli, però facendo i programmi, facendo crescere i nostri ragazzi, andando avanti come stiamo facendo. Sono cresciuti dei ragazzi, abbiamo visto un miglioramento incredibile dalla prima partita all'ultima, qualche ragazzo in particolare, quindi crediamo di essere sulla strada giusta. Insomma. Stefano, avete fatto quadrare anche il bilancio, no? Perché insomma da sempre è sempre stata un po' un problema fare la Superlega, quest'anno invece con il fatto che non c'erano le retrocessioni avete potuto sicuramente spendere di meno. Come siete anche a livello finanziario adesso? Cosa è stato? Quali tipo di prospettiva ci può essere adesso? Perché cerchiamo già anche di proiettarci, no? Un po' Noi siamo in perfetto equilibrio finanziario, anche perché ci viene imposto dalla Lega, siamo in regola con tutti i pagamenti e contiamo di chiudere col 100% entro i termini dettati dal regolamento. Sì, questo è uno dei paletti, no, della nostra Lega. Questa è una cosa fondamentale per la Lega e anche per noi, perché non è un momento nel quale si possono fare stupidaggini a livello di investimenti. Abbiamo costruito questa squadra con un progetto a medio termine, puntiamo a crescere di anno in anno, a far maturare i nostri ragazzi, a coltivarli al di sotto della Superlega, nelle nostre squadre giovanili, dove stiamo andando molto bene, e quindi questo è il progetto che è sostenibile in una città e con le capacità che ha la nostra società. E vogliamo continuare su questa strada. Sai che ci è rimasto male un po' domenica? Valerio Baldovin, l'ho visto alla fine, gli è un po' dispiaciuto chiudere così, secondo me. Sì, secondo me, al di là di tutto, questa squadra ha dimostrato di essere abbastanza competitiva. Io non pensavo fosse così competitiva, devo dire la verità, all'inizio della stagione. Una squadra completamente nuova per la Superlega, con pochissima esperienza, con molti giovani che avevano dimostrato di essere dei buoni giocatori in A2, però in Superlega la musica è completamente diversa. E poi alla fine ci siamo trovati ad avere il rammarico di aver portato a casa qualche punto in più. E questo fa parte dello sport. E quindi capisco anche il rammarico di Valerio. A un certo punto avevamo cominciato a pensare di poter fare qualcosa di più. Poi è logico, quando raggiungi un obiettivo a 2 giornate dalla fine, devi anche considerare che è una squadra che ha perso molte partite, quindi
diventa pesante poi andare in palestra, e questi ragazzi, devo dire la verità, ogni volta che rientravano da una sconfitta in palestra hanno sempre avuto un atteggiamento molto positivo, una predisposizione al lavoro eccezionale, e quindi era normale secondo me che al raggiungimento dell'obiettivo ci fosse un calo psicologico più che fisico. Lo vediamo allora, Valerio Baldovin cosa ha detto subito dopo il termine della partita di domenica scorsa a Monza, ai microfoni di Alberto Sanavia. Prego la regia. Si sperava forse di concludere meglio questa stagione che nonostante tutto comunque ha dato la possibilità a Padova di non essere nelle ultime due posizioni. Orduna prima però ha detto abbiamo lasciato tanti punti per strada e questo è un peccato. Sì, sicuramente abbiamo lasciato qualche occasione, non siamo riusciti a coglierla lungo il nostro cammino quest'anno. Un po' per le nostre mancanze dal punto di vista tecniche, un po' anche per le nostre mancanze dal punto di vista, chiamiamola, di esperienza, insomma. Comunque abbiamo fatto un buon campionato, diciamo che l'obiettivo all'inizio era sicuramente provare a mettere due squadre dietro e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto esperienza, la prima fase del campionato ci è servita un po' per capire di che pasta siamo fatti, con un battesimo del fuoco molto pesante, poi pian pianino abbiamo visto che insomma ce la giochiamo, lottiamo, tante volte abbiamo lottato, quasi sempre oserei dire. Purtroppo in certi momenti, in certe occasioni non siamo riusciti a portare a casa alcuni set che magari potevano anche fare girare il corso delle singole partite, però insomma comunque abbiamo giocato un campionato buono tutto sommato, e l'esordio nella massima serie insomma si è dimostrato per larga parte dei nostri giovani sicuramente positivo. Ho chiesto anche prima un ricordo bello di questa stagione e un ricordo invece più negativo. Se lei dovesse trovare due momenti che si contrappongono. Ma il ricordo bello sono tanti, abbiamo giocato partite di ottima sostanza, mi viene in mente la partita che abbiamo giocato a Modena, anche se abbiamo perso 3-0, la partita che abbiamo giocato a Piacenza che abbiamo vinto 3-1, dove abbiamo giocato soprattutto in difesa in maniera quasi perfetta. Ma il punto negativo è sicuramente stato contro Monza all'andata, secondo me, che abbiamo giocato una partita brutta, un po' come oggi, tutto sommato. Rimane un po' l'amaro in bocca, diciamo, per queste due uscite dove sicuramente tutti ci tenevamo a far bene, però purtroppo non ci siamo riusciti. Adesso la squadra, anche se non ci sono più partite, si continuerà ad allenare. Come sarà la scaletta per le prossime settimane? Faremo questa settimana qua, gli daremo una settimana di riposo ai ragazzi e poi ripartiremo dalla settimana prossima, riprendendo a caricare molto in sala pesi e lavorando sugli aspetti tecnici su cui sappiamo che dobbiamo cercare di migliorare per il prossimo anno. Grazie. Eccole qua le parole di Valerio Baldovin. Diego, si vedeva un po' nei suoi occhi un po' di tristezza, no? Di delusione questa partita. Una delusione che ci sta, come ci sta dopo ogni sconfitta. D'altra parte credo che nel corso di questa stagione, appunto, diceva anche Stefano, sono state numerose le gare perse, però non mai, quasi mai, si può dire che questa squadra ha sbracato o non ha messo l'impegno. Credo che anche nelle partite perse più nettamente comunque si vedeva che in campo veniva data l'anima, forse toglierei quella con Monza all'andata, ma insomma sono veramente poche. E se c'è questo atteggiamento, al di là di poi di quelli che possono essere i risultati, non si può certo mettersi a sindacare questo o quell'altro risultato. Due squadre sotto, Max, non era malissimo all'inizio, perché io mi ricordo i commenti che facevamo anche tra di noi. Sicuramente era la speranza, cioè ovviamente poi quando ci si trova in campo si spera sempre di fare il meglio, però era quello un po' l'obiettivo che sarebbe stato considerato positivo per la stagione. Non retrocedere, esatto, no? Anche se appunto non c'erano retrocessioni simbolicamente, ma poi secondo me è significativo averlo fatto comunque con una squadra in cui alcuni giocatori, l'aveva accennato anche prima Stefano, hanno comunque dimostrato di poter rimanere in campo in Superlega, cosa che comunque non era così scontata. A mio parere quello che forse è un po' mancato nell'evoluzione di questa squadra, più che dal punto di vista tecnico, è stato dal punto di vista proprio del poter reagire a certe situazioni. Infatti noi molto spesso anche appunto in tribuna stampa ci siamo un po' lamentati di qualche magari gestione poco efficace nel finale. Questo forse potrebbe essere un po' l'obiettivo che questo gruppo dovrebbe porsi anche per il prossimo passo. Credo, secondo me sia da lavorare molto su questo aspetto più di gestione e di approccio che di
che puramente tecnico. Ecco. Allora, tra poco andiamo, anzi adesso andiamo subito in pubblicità, ma poi chiediamo a Stefano e Fabio che idee hanno per l'anno prossimo. Fabio, tu fermati qua perché c'è tanta di quella roba della FIPA nelle prossime giornate. Non mi muovo di qua. Non ti muovi di qua. A tra poco per la seconda parte.